Benvenuti, oggi è lunedì 14 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:25 e tramonta alle 19:33. La luna si leva alle 21:15 e cala alle 6:49. Oggi si celebra Sant'Abbondio. Continua il nome latino abondius, basato sul termine abundus, che vuol dire ricolmo o abbondante. Si celebra oggi, 14 aprile, la giornata mondiale della malattia di Chagas, una volta considerata fra le malattie tropicali dimenticate. Originaria dei paesi dell'America Latina, oggi considerata una malattia globale che viene provocata da un parassita che può danneggiare seriamente il cuore, l'apparato digerente e intestinale ed il sistema nervoso centrale. Tanti auguri a Miriam Leone, che oggi compie 40 anni. La sua carriera è iniziata con la vittoria di Miss Italia nel 2008 e da allora è diventata una delle attrici più amate d'Italia. Ha presentato programmi televisivi come Uno Mattina Estate e Mattina in Famiglia e ha recitato in film e serie TV di successo come 1992, Fratelli Unici, La scuola più bella del mondo. Nel 2021 è stata Eva Kant nel film Diabolic e ha recitato nella serie di successo I Leoni di Sicilia, tratta dalla saga de I Florio, scritta da Stefania Auci. Un caloroso augurio di buon compleanno anche a Silvio Muccino, che oggi festeggia 43 anni. Ha esordito nel cinema a soli 17 anni con il film Come te nessuno mai, scritto insieme al fratello Gabriele. Ha lavorato in diversi film, tra cui L'ultimo bacio e Ricordati di me. Nel 2008 ha ottenuto grande successo con il film Parlami d'amore. Tuttavia, negli ultimi anni ha ridotto la sua attività cinematografica e si è dedicato alla falegnameria in Umbria. E infine celebriamo il 50° compleanno del professor Alessandro Orsini, un esperto di sociologia e terrorismo che ha fornito analisi preziose durante i periodi di crisi in Europa e oltre. Orsini è diventato un volto familiare per il pubblico televisivo, soprattutto durante i tragici attacchi terroristici in Europa. Con l'escalation del conflitto in Ucraina nel 2022, la sua presenza nei media è cresciuta ulteriormente. Quando avviene l'eclisse di sole e cos'è? Durante questo evento spettacolare, che avviene all'incirca ogni 18 mesi, la luna oscura il sole ed è in queste occasioni che la fioca corona solare diventa ben visibile, soprattutto durante un'eclisse totale, cioè quando la luna ricopre completamente il disco solare. A quel punto su una parte della Terra si proietta l'ombra della luna. La prossima eclisse solare è stimata per agosto 2026 e sarà parziale in Italia ma totale in Spagna. Buongiorno ai 12 e buon inizio settimana. Oggi la settimana inizia con nessun pianeta in moto retrogrado, tutto finalmente diretto e la Luna in un conturbante Scorpione sembra voler tirare fuori da Plutone e Marte delle verità e delle azioni di forza. Vediamo cosa succede nello zodiaco Ariete. Sicuramente oggi il vostro Marte è molto stimolato sia dall'opposizione plutonica che dalla quadratura della Luna. Forse state addivenendo a qualcosa o una decisione importante che abbia a che fare con il lavoro e la vostra vita carrieristica che chiede di essere un po' di più. Toro, la luna oggi è veramente molto agguerrita ed è in opposizione al vostro segno zodiacale in Scorpione, peraltro stimolando sia Marte che Plutone contro di voi. Molto probabilmente questo inizio settimana segna il dover affrontare delle problematiche rimandate per troppo tempo e che oggi saranno inevitabili. Gemelli, questa disposizione planetaria sembra essere alquanto rocambolesca anche per i vostri gusti un po' eccentrici per ora. Sicuramente troverete la possibilità di agire in una maniera assolutamente disinvolta rispetto ad un organico un po' più problematico. Oggi la vostra furbizia e la vostra capacità di dissimulare sarà assolutamente l'arma vincente. Cancro, voi siete uno dei fulcri su cui questo quadrato a T tra Luna
e Plutone e Marte ancora nei vostri gradi, che esige da voi sempre una maggiore attenzione, una maggiore resa, anche uno stress molto importante, proprio perché dovrete al lavoro dimostrare di essere all'altezza della situazione, e anche negli affetti le decisioni prese adesso andranno mantenute con coerenza e grande determinazione. Leone, una giornata oggi alquanto tesa, proprio perché la Luna è in quadratura e porta un po' le ansie di Marte a palesarsi sotto l'opposizione di Plutone, quindi evidentemente qualche problema salterà fuori, dandovi modo di avere ragione su qualcosa su cui forse volevate non avere ragione. Vergine, avreste preferito sicuramente dei pianeti un po' più morbidi, ma quella luna in terza casa serve proprio a essere poco diplomatica e a darvi modo di esplicare le cose che per tatto o delicatezza non riuscivate a fare, ed ecco che oggi esplode un po' la polemica. Vi fa bene però vuotare il sacco. Bilancia, assolutamente importante la visione economica e pratica delle cose, che dovrà fare i conti con qualche perdita, qualche ammanco delle strategie economiche e gestionali che andranno sicuramente riviste. Scorpione, la luna da voi oggi è veramente molto ma molto agguerrita, proprio perché quadra sia a Marte che a Plutone, i due pianeti più importanti, ed eccovi alle prese con una rivoluzione che da oggi inizierà importante per voi. Se proprio non vi sta bene tutto quello che vivete finora, adesso è arrivato il momento di cambiare tutto e fare la voce grossa. Sagittario, giornata oggi che vede un po' in questo bailam zodiacale a girarvi placidi ed essere addirittura salvifici nei confronti di qualcuno, soprattutto perché Plutone vi porta delle notizie un po' sgradevoli che riguardano terzi, il che vi darà modo di mettervi in moto e di essere, come al solito, una delle più grandi potenze soccorritrici di tutto lo zodiaco. Capricorno, quel Marte è veramente molto pesante oggi, non fosse altro perché anche la Luna oggi non va d'accordo, anche se la Luna vi sussurra tutta una serie di soluzioni importanti, positive. Dovrete un po' mettere da parte l'orgoglio e accettare di piegarvi ad una condizione che per adesso c'è ben poco da fare per cambiare. Acquario, il Plutone che ospitate nei vostri gradi riceve la diretta opposizione di Marte, una quadratura della Luna che proprio non vi piace. Tutta una serie di fastidi che vorreste rimandare, che vorreste assolutamente ovviare, però probabilmente ci sono delle crisi di coscienza e dei sensi di colpa nei confronti di qualcuno che nutre delle aspettative nei vostri confronti. Pesci, un poderoso sistema di trigoni oggi si aggancia a Marte, che seppure è bello oberato nella sua opposizione con Plutone e con la Luna, vi darà modo di agire e di prendere anche delle decisioni importanti. Ecco che il vostro segno zodiacale in queste settimane sta dimostrando ancora una volta che con la dolcezza ma anche la fermezza si ottiene tutto, anche al costo di tanti sacrifici. Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912 l'inaffondabile Titanic affondò dopo essersi scontrato contro un iceberg. Il transatlantico britannico, partito da Southampton, era diretto a New York. Nel naufragio persero la vita 1518 dei 2223 passeggeri imbarcati, compresi i 900 uomini dell'equipaggio. Solo 705 persone riuscirono a salvarsi. Donde comen dos, comen tres. È il modo di dire di oggi e si traduce letteralmente in dove mangiano in due, mangiano in tre. Gli spagnoli amano i pasti abbondanti tra amici e familiari, quindi fanno sempre spazio per più persone e condividono il cibo. Si tratterebbe del corrispettivo italiano più siamo e meglio è. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi racconto la storia di Emmy Noether, una donna coraggiosa e geniale
che ha sfidato gli ostacoli del suo tempo per diventare una figura di spicco nella matematica. Nel 1915 arriva la sua occasione, dimostra 2 importantissimi teoremi. Uno di questi porta il suo nome, ma c'è un problema. È donna e fatica ad ottenere il posto di professore associato. Solo a 37 anni può essere assunta, ma a titolo gratuito. I suoi studenti la adorano per la passione che mette in tutto ciò che fa. A causa delle leggi razziali del 1933 è costretta a rifugiarsi negli Stati Uniti, a Princeton, dove trova il riconoscimento meritato e insegna fino alla morte prematura dovuta a un tumore il 14 aprile del 1935. Einstein, scandalizzato dal fatto che in sua memoria venga dedicato solo un trafiletto, scrive una lunga lettera al New York Times per elogiarla. Ci salutiamo con la frase del giorno. Per essere insostituibili bisogna essere diversi. Ed è con l'eleganza di Coco Chanel che accogliamo questo nuovo giorno e tutto quello che di nuovo ha da offrirci. Buona giornata dalla vostra Martina.